Bella raga, ciao a tutti dal Cubendone veneziano, siamo su Flight Simulator e siamo a Valencia, ragazzi, un tempo meraviglioso a Valencia, cioè, se guardiamo anche un attimo cosa mi dice il meteo reale, però veramente non me l'aspettavo. Purtroppo non posso neanche usare il ground service perché mi dice che la piazzola è troppo piccola, ho sbagliato piazzola, però non ho voglia di ricaricare tutto perché ci vedo 30 anni, quindi i passeggeri sono già saliti tutti a bordo, soprattutto le valenziane che ragazzi mi hanno promesso cose turche. La tappa di oggi è Valencia-Marrakesh. Sì, Valencia, pioggia debole, infatti. Quindi vabbè, qua sta già rullando un aereo, molto bene. Cominciamo a avviare i motori, ma ragazzi, condizioni proibitive. Mamma mia, ragazzi. Meteo curioso in quel di Valencia. Ok, ci hanno dato disposizioni per il rollaggio e direi i motori sono a posto e direi che possiamo andare. Siamo con 737 della Ryanair. Ho veramente un clima ostile. Tanto il Vueling sta rullando, non rollando, no, io ve lo dico che ok. Buono, siamo. Vabbè, qua stanno ciacolando. Ok, raga, mettiamoci in posizione. Mamma mia, piove, c'è poco da dire. Ci sono lampi, tuoni. Giornata curiosa qui a Valencia e chiaramente me ne becco io, siamo in piena primavera, quasi estate, cioè quasi estate, insomma. Comunque siamo in quarantena. Non può piovere in quarantena. Ok, il Vueling è partito. Ok. Senza perdere troppo tempo direi di partire. E andiamo, destinazione Marrakesh, Marrakesh. Sono 599 miglia, è volo lungo, siamo tornati a voli più impegnativi. Sono le 17, le 16.02, no, 17.02. Ok. Ok. Stiamo stabilizzando. Devo dire, non mi ricordo mai di mettere a posto il coso. Andiamo. Via, altitudine. Qua mettiamo 1009, perfetto. Ok, guarda che roba, diluvio, condizioni un po' proibitive. Che turbolenza c'è? 220. Un attimo, ci vuole il copilota qua, ma nessuno vuole fare da copilota al Cume, allora porca miseria. 220, comunque visto i requisiti di Flight Simulator non impossibili, potremmo giocarlo anche qua, non al massimo. Sono molto contento, come 190. 190. Very godo e non si vede più niente. Giustamente. Senti come piove! Pazzesco. Mamma mia, diluvio universale.
Ok, allora, come potete vedere, il nulla. Ma porca troia. Allora, Shift 3. Allora. E questa è la rotta, ci facciamo la Spagna, sul sud della Spagna per poi arrivare in Marocco. In Marocco Sener, come traffico abbiamo il giusto, per fortuna, quindi non troppo ma neanche troppo poco. Ma sentite la pioggia che viene giù. Vabbè, che fa fatica a salire anche là, c'è l'aereo, nel senso, guarda che roba, guarda che perturbazione, ma che credo. Ma solo a me capitano queste cose. Vediamo se riusciamo a vedere anche la Rocca di Gibilterra, che ho fatto anche dei voli a Gibilterra. Salita 260, però cioè, le condizioni sono piuttosto pure vediamo se... Sentite i tuoni, vediamo se riusciamo a sentire un tuono in diretta. Sentito? Cioè ragazzi, la tormenta, guardate che roba. Non è che comincia a vedersi qualcosa andare sopra, se no alzo la quota di crociera, perché sarei rotto anche i maroni sinceramente. Ma guarda come ballo anche. È pazzesco, il nulla. Anche tu. La luce. Però ragazzi, il clima a dir poco mostruoso. Speriamo in Marocco di trovare condizioni. Allora, vediamo subito in diretta. Allora, oddio. Perché? Cos'è il vento che mi fa? Fammi in overspeed. Di pochissimo, ma... coglioni di poco, fammi leggero overspeed. Ok, va. Capisce il perché, ma che palle ho. Guarda che esce cielo coperto comunque, condizioni ideali. Guardate i temporali in giro, ma i tuoni che si sentono. Noi siamo sopra la perturbazione, però ragazzi, crisi. Ok raga, siamo in quota crociera 270 e il tempo non migliora, anzi boh, non lo so, mancano un'ora e 12 minuti, 517 miglia. Adesso vediamo, insomma, c'è poco da fare, c'è solo da sperare, insomma, in Marocco di trovare un tempo buono, cioè ideale, quantomeno non così, ecco, perché vorrei vedere qualcosa. Beh, questo è quello che ci tocca, d'altronde io scelgo solo rotte reali e le altre rotte in Italia. Ho detto no, adesso appunto facciamo una rotta fuori dall'Italia, che è capitata questa. Mancano 208 miglia. Una mezz'oretta, dai, una mezz'oretta ci siamo, adesso il volo è più tranquillo, il meteo è positivo e siamo in Africa. Grazie a un bel po' che non andavamo in Africa, quindi non so quante rotte ho fatto, forse una o due in Africa. Una mi ricordo con l'aereo arancione, se non mi ricordo la compagnia, però bello. E così, insomma, siamo tutti in attesa del nuovo Flight Simulator. Sinceramente i requisiti non sono impossibili. E poi vabbè, col PC nuovo saremo tranquilli, però cioè, appena esce, comunque se non ho ancora la casa pronta col PC nuovo,
cioè lo facciamo qua, tanto penso anche i dettagli non massimi di quel gioco sono comunque iper rispetto a questo, quindi si gode a cannone. C'è il deserto, c'è comunque uno scenario diverso dal solito, avevo l'approccio nella ILS 10 e niente, siamo in bolla, pronti a dominare la scena. Ok raga, ci siamo. Com'è il meteo? Una merda. Cioè è pazzesco, cioè, non becchiamo condizioni positive dal 1600 avanti Cristo, dall'avanti Cristo. Ok. Roger, 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 Roger. Dai Roger. Allora, vediamo se andiamo in approach. Voglio andare in approach. Sì, però mi aspettavo insomma una tappa esotica, sole, figa, cioè belle giornate. Invece Valencia diluvio universale, Marrakesh c'è nebbia. Cioè, non so se è una tempesta di sabbia a sto punto, cioè le sto pensando tutte. Beh, però siamo forse un po' troppo lenti. Non siamo ancora in approach. Non siamo in approach. Appena vedo la spia della prua spegnersi, vuol dire che ci siamo. Per il momento c'è ancora. Miglia ancora l'aereo non si gira. Ah, vedi que. Oh, eccolo qua. Yahoo, Yahoo. Ho sempre paura, raga. Boh, adesso dovrebbe allinearsi tra poco, però veramente non si vede. Cioè, io non so cosa fare, ragazzi. Cioè, io faccio una tappa, non so più cosa fare, ragazzi. Cioè, io non guardo, cioè, sinceramente faccio la tappa che ho voglia di fare, non è che guardo il meteo e tutto. Condizioni bibliche. Condizioni bibliche. Ok, si inizierà la virata. Ok. Il rumore lo tengo, ragazzi, perché ho bisogno di sentire che è collegato con le radiofrequenze. Ok, allineati, siamo allineati e adesso deve andarsene via la spia dell'altitudine. Facciamola abbassare. Allora, ok. Siamo a Marrakesh Center. Adesso tra poco dovrebbe cominciare il sentiero di discesa.
guarda, c'è nebbia in Marocco. Adesso devo solo capire il sentierone di discesa. Deve mancare poco. Io ormai voglio solo atterraggi da touchdown. Ok, siamo... Ok, baby, perfetto. Niente, il sole che spacca le pietre lo troveremo forse, non lo so. Sinceramente non saprei più che dire. Non capisco sto rumore. Ok, vaneggi, ma in realtà io sono giusto. Ok. Dai che andiamo, speriamo non ci siano problemi perché comunque l'errore è dietro l'angolo, sempre. Siamo a Marrakesh. Adesso dobbiamo arrivare sani e salvi però, Ok. Tra poco leviamo tutto. Ok. Pianino. 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 Perfetto. Touchdown stellare. Da manuale, Beppe. Da manuale. Ci sono anche aerei in vista, Ok ragazzi, possiamo uscire, abbiamo anche... sta rullando qualcosa. Cos'è, un EasyJet? Che credo, sì. Ok. Sì. Buono, no, veramente stiamo volando bene, dai. È vero sempre, sono aerei di default, c'è qualche video con gli aerei, diciamo, professionali, ma ormai mi dedico, adesso voglio rilassarmi, poi quando uscirà il nuovo Flight Simulator, allora vedremo un po' come fare. Io penso che ci saranno diversi livelli di simulazione, noi ne cercheremo uno, diciamo, medio, però sarà, vabbè, qualcosa che penso che sarà il vero gioco droga. Vediamo se c'era spazio per fare le cose. Ok ragazzi, iniziamo con lo sbarco. Niente, la prossima tappa, raga, pensiamo alla prossima tappa, intanto che io me la sparerei sinceramente. Boh. Non lo so, sono un po' indeciso ragazzi, sinceramente. Io farei anche comunque qualcosa di particolare. Vabbè, se ci penso, se avete qualche consiglio, anche chiaramente non cose troppo lunghe, però, perché questa sono 2 orette di volo, ce la siamo passata e ci sta. Infatti, i bagagli, vediamo. Ok, i bagagli li stiamo portando giù. Perfetto.
Va bene, qualcuno va via, ciao. No, eccoli là, no ragazzi, ciao. Cioè, con questa immagine puoi solo godere, raga. Stupendo, i passeggeri se ne stanno andando dal nostro volo e stanno andando verso le loro rispettive case, o le valenziane probabilmente, a cuccare qualche bel marocchino. Buono raga, un saluto al commendone veneziano con queste bellissime immagini, i bagagli se ne vanno, le persone se ne vanno, il cume resta con le hostess. Ciao!